Buongiorno a tutti e buona domenica. Un attimo che vi collegate tutti. Ciao Giampaolo Bertolotti, amico di infanzia. Con lui abbiamo fatto un tratto di scuola assieme. Buona domenica Angela. Ciao Laura, anzi Lauretta, come ti chiamo sempre. Buongiorno Luciano. Allora, oggi abbiamo un po' di, visto che siamo al giorno prima del 4 maggio dove c'è un cambiamento, diciamo, non ancora un liberi tutti, mi raccomando, ma comunque un cambiamento. Allora, ciao Elena, Tommaso Marino, grande presidente del Consiglio Comunale di Arona. Buongiorno Paola. Ciao Sabrina. Allora, intanto tema mascherine. Sapete che le mascherine sono state rese obbligatorie nelle aree chiuse e quindi nei locali chiusi sono obbligatori. Ecco, mi sono stati segnalate anche alcune aree che spesso noi dimentichiamo, come gli ascensori, come gli androni dei condomini, le aree comuni chiuse. Ecco, si è obbligati ad avere le mascherine. Ecco, è una questione di rispetto anche nei confronti degli altri. Ecco, noi stiamo oggi, firmerò l'ordinanza e stiamo un po' definendo gli ultimi aspetti. Comunque questa ordinanza prevederà sostanzialmente che la mascherina bisogna averla sempre con sé, sempre con noi. E perché questo? Perché ovviamente siccome l'obbligo generalizzato della mascherina è solo nelle aree chiuse o dove non si può mantenere la distanza, è chiaro che bisogna imporre di averla con sé, perché se io vado in un'area aperta ma poi decido di andare in un'area chiusa, poi non ce l'ho e ovviamente si evitano anche tutta quella serie di discussioni, lei non ha la mascherina, non può entrare, tutte queste cose qua. Quindi ordinanza, tutti dobbiamo averla con noi, la usiamo nelle zone chiuse, non la usiamo nelle zone aperte, con delle eccezioni, e le eccezioni sono il centro storico della città in generale, e vale per Arona, vale per Mercurago, vale per Daniente, vale per Montrigiasco. Perché? Perché sono tutte le vie strette dove se ci si incrocia c'è la probabilità di non rispettare il metro. Quindi questo è molto importante da questo punto di vista. E adesso vediamo come scriverlo poi sull'ordinanza, ma il senso è quello che vi do adesso, anche camminando sui marciapiedi da 1 metro, 1,5 metri. Perché? Perché incrociandosi ovviamente c'è la possibilità di non rispettare la distanza. Ecco, quindi questo sarà, diciamo, l'obbligo per la città di Arona. Ecco, questo è molto importante. Quindi centro storico, anche aree aperte, perché sono tutte le viuzze piccole dove soprattutto speriamo quando torneremo ad avere un flusso turistico significativo, la probabilità di non rispettare le distanze sarà altissima. Quindi centro storico, Arona, Mercurago, Daniente e Montrigiasco. E poi
sui marciapiedi, diciamo, i marciapiedi tipici della città, tranne quali ovviamente Corso Repubblica, i Giardini, il Lungolago, Corso Europa, eccetera, perché lì, diciamo, gli spazi sono assolutamente ampi e ovviamente chi passeggia in spazi ampi può avere con sé la mascherina ma non indossarla. Chi corre ovviamente normalmente corre in spazi come Corso Europa, come i lagoni che vengono riaperti da domani e ovviamente devono rispettare la distanza di 2 metri ma possono non avere la mascherina, quindi questo è molto importante. Ricordiamoci anche, perché me l'hanno segnalato, poi siete voi, diciamo, i migliori, tra virgolette, che fanno rispettare, le migliori persone che fanno rispettare le cose, perché mi segnalate giustamente anche alcune cose che noi dobbiamo tenere in considerazione. Per esempio ieri mi è stato segnalato negli androni dei condomini, nelle aree comuni, negli ascensori, ecco, e quindi è molto importante, ecco. Per ciò che riguarda invece altre libertà, da domani in qualche modo ci riacquistiamo, non tutti, perché io fino a martedì devo stare qua, comunque si può uscire, camminare singolarmente, ovviamente la mamma col figlio non è che deve rispettare la distanza di 1 metro, ma assolutamente, perché tutto ciò che facciamo nella nostra casa poi ovviamente lo possiamo fare anche esternamente, cioè perché sennò sarebbe bisogna sempre pensare di usare il buon senso, ecco, perché tutte le norme non possono prevedere tutti i casi, poi bisogna utilizzare il buon senso. Qualcuno mi ha chiesto la questione, anzi qualcuno direi tantissimi, la questione di poter andare a fare la spesa fuori dal comune, se questa è una delle motivazioni di necessità. Allora, qui bisogna fare uno studio che è cervellottico quasi, comunque perché il DPCM non brilla in chiarezza, diciamo, su questo tema, ecco. Io peraltro mi sono anche sentito con Confcommercio, abbiamo sentito, è stato fatto anche un quesito alla Presidenza del Consiglio, mi dicono, e diciamo che l'incertezza è ancora molto molto ampia. Però ieri è uscita una FAQ che riguarda la possibilità di fare sport, attività sportive fuori dal proprio comune e spostarsi in macchina per andare in una zona diciamo fuori dal proprio comune, e mi sento di dire che è difficile pensare, anche qui ci vuole sempre il buon senso, ecco, è difficile pensare che sia ammessa un tipo di attività e non sia ammessa l'altra. Poi cerca che ti ricerca, grazie a una persona, ho trovato anche, anzi mi è stata mandata una FAQ che dice sostanzialmente che se i prodotti e servizi non si trovano nel proprio comune si possono andare, e a un certo punto dice o anche a prezzi e condizioni più favorevoli, che insomma alla lunga prendi un parere di qui, lo prendi di là, lo metti assieme e usi un po' di buonsenso, alla fine che cosa è importante? È importante, uno, perché poi ci sono i controlli, che andiamo a fare la spesa sempre singolarmente, cioè non è che domani andiamo in 2 al supermercato e va là che va bene, no, perché ovviamente c'è un rispetto di contingentamento, e quindi se entriamo in 2 in supermercato togliamo la possibilità a qualcun altro in quel momento di fare la spesa, e quindi sempre singolarmente. In auto anche qui
bisogna mantenere il concetto di andare, se si va a fare la spesa, bisogna, leggevo lì prima l'Esselunga, bisogna andare singolarmente e poi anche qui cerchiamo di rispettare un po' il concetto di una volta, 2 alla settimana, cioè non andare ogni 5 minuti. È lo stesso concetto di prima, perché? Perché sennò si formano delle code infinite all'esterno. Tra l'altro andiamo verso il bel tempo, il caldo, e quindi con tutte le criticità del caso, ecco, perché non tutti i supermercati hanno delle aree diciamo chiuse. Questo vale sia per i momenti in cui piove, sia i momenti in cui farà molto caldo, ecco, quindi insomma se ci diamo una mano a rispettarci tutti è una bella cosa, ecco. Però torno a dire, sul tema specifico c'è tanta incertezza, però mi sento di dire che è difficile pensare che certe attività come quelle sportive si possano fare. Ecco, per esempio mi hanno chiesto, si può andare ai lagoni in macchina e lasciare la macchina e poi addentrarci? Ecco, ricordiamoci che lì il DPCM è chiaro, attività singole, ok? Quindi non è che andiamo in 5 lagoni in macchina eccetera, perché le attività sono sempre singole, no? Ok? Tranne in quel caso genitori con i figli, ecco, quindi sono attività di questo tipo. Bisogna cercare di usare il buon senso, ecco, questo è importante. Per ciò che riguarda le riaperture, domani riapriamo i lagoni, domani riapriamo Corso Europa. Poi per quelli che mi hanno chiesto i cimiteri, io voglio ringraziare tutti i volontari che hanno fatto un'opera di pulitura e anche diciamo di attenzione verso i nostri cari che riposano appunto ai cimiteri di Mercurago e di Arona. Ci tenevamo, devo dirvi con sincerità, ci tenevamo perché sappiamo tutti noi quanto siamo legati a quei posti e al ricordo delle persone che ci sono, e quindi sapere che erano 2 mesi praticamente chiusi, blindati, e quindi abbiamo veramente voluto fare questa attività. Ecco, siccome vorremmo fare una roba scaglionata, quindi lunedì abbiamo detto che si può andare fuori a camminare, a correre, eccetera, eccetera. Martedì vi diremo un'altra cosa che stiamo organizzando e abbiamo organizzato con una serie di incontri, eccetera, eccetera. E quindi poi mercoledì è il giorno di chiusura dei cimiteri, quindi giovedì riapriamo i cimiteri. Ecco, voglio ringraziare anche l'AIB, Protezione Civile di Montrigiasco, che sta pulendo i cimiteri di Daniente e di Montrigiasco. Quindi alla fine tutti e 4 i nostri cimiteri saranno, diciamo, riaperti in una situazione, ovviamente poi ognuno nella propria tomba potrà diciamo tornare a portare i fiori, eccetera, eccetera, e quindi renderla anche molto più belle di quanto non siano adesso, però in una situazione, diciamo, di rispetto per i nostri cari. Per ciò che riguarda la situazione sanitaria è importante perché, allora, diciamo, dal punto di vista degli osservati siamo molto stabili. Ecco, sapete, gli osservati, non lo ripeto, ormai lo dico, sono tutte le persone che sono venute in contatto con persone positive, e poi si dividono tra quelli sintomatici, cioè che hanno qualche sintomo, febbre, tosse o cambiamento del gusto, che sono le cose tipiche del Covid, oppure non hanno nessun sintomo, ok? Ecco, e sono in quarantena e quindi diciamo che attualmente siamo stabili in provincia di Novara. Invece l'ospedale di Borgomanero diciamo che dobbiamo registrare un'inversione di tendenza anche significativa, nel senso che ho fatto gli ultimi 4 giorni di ricoverati confermati e abbiamo
4 giorni fa eravamo 26, poi 22, poi 19 e tra ieri e oggi siamo saliti a 24. Quindi è significativo l'incremento e sono 5 persone in più, tutte 5 nel reparto Covid, quindi non in rianimazione dove diciamo la situazione è tendenzialmente sempre più difficile, ma in reparto Covid. Però ecco, dobbiamo registrare una inversione di tendenza. Non abbiamo deceduti, non abbiamo dimessi, infatti in rianimazione il numero delle persone, che sono 8, sono rimaste uguali. Per ciò che riguarda Novara invece siamo ancora, io sono a ieri e a ieri sono diminuite di 8 unità le persone, quindi da 93 a 85 le persone che sono ricoverate, e quindi è molto, anche questo è molto, da 93 a 85, quindi 8 persone in meno ricoverate, questo è molto positivo, ecco. Quindi abbiamo due situazioni diverse tra Borgomanero e Novara, però ricordiamoci sempre che fortunatamente sono molto liberi le due aree, sia Covid che di rianimazione, quindi questo è positivo e ci lascia ben sperare. Per ciò che riguarda piccole raccomandazioni per domani, allora è importante la distanza che manteniamo da chiunque. Nel dubbio usate la mascherina anche in aree libere, ecco, noi l'abbiamo comunque imposto e vi abbiamo detto quali sono i casi, ok? Però è una forma di rispetto, soprattutto all'inizio, perché noi abbiamo fatto, vi racconto questo, noi abbiamo fatto tante cose all'inizio anche per ragioni diciamo anche psicologiche, ecco, io mi ricordo alcune attività che le abbiamo fatte per, diciamo, in qualche modo sapevamo che erano tranquillizzanti, ecco, magari non avevano diciamo una utilità. Nel caso della mascherina, siccome ne sentiamo di tutti e se prendiamo anche dei grandi virologi, all'inizio non serviva, poi serviva, poi era meglio, adesso bisogna averla assolutamente, quindi le abbiamo sentite tutte. Alla fine valgono due paroline, la prudenza e diciamo il buon senso, ecco, quindi se noi siamo prudenti, ci teniamo a distanza dalle persone, ci mettiamo la mascherina, è una forma di rispetto nei confronti degli altri, non solo perché ci difende, ma perché le altre persone si sentono più sicure, ecco, quindi è una questione proprio di essere comunità rispettosa anche in questo. Quindi da domani mi raccomando, attenzione, noi l'abbiamo scritto, vi dico attenzione massima all'avvicinamento con i nonni, perché ovviamente sono le categorie più a rischio, l'abbiamo visto purtroppo, se guardiamo l'età delle persone che sono mancate, purtroppo sono mancate tantissime persone diciamo over 65, ma anche molto più anziane, e questo è importante. Ecco, un altro aspetto che non vi ho detto: abbiamo distribuito, e ringrazio, oltre 60 volontari in un giorno solo in tutta la città, una lettera del sottoscritto in cui cerca di ricordarvi le cose più importanti, le attenzioni più importanti che dovete avere e dobbiamo avere, perché tutti noi, e noi per primi, anzi, perché siamo o dovremmo essere un esempio, e dietro questa lettera c'è una serie di diciamo raccomandazioni, anche qui legate al buon senso, e tra cui anche sull'utilizzo della mascherina, ecco, questo è molto importante.
Le mascherine ne abbiamo, ecco, importante, dovremmo ricevere anche una tranche molto importante di mascherine dalla regione, sono mascherine lavabili, ci è stato affidato il compito di distribuirle, vedremo di farlo, stiamo organizzando perché lì la distribuzione è molto più difficoltosa, perché noi non dobbiamo distribuirne una per famiglia, che poi abbiamo fatto 2 volte, ma qui dobbiamo distribuirne una per persona e quindi stiamo organizzando come farlo sul territorio in modo da arrivare a darla a tutti. Ovviamente in questo caso una prima tranche in questa settimana, perché non sappiamo se le mascherine arrivano domani oppure martedì, e quindi quando riusciamo a distribuirle. Quindi una prima tranche in questa settimana, una seconda tranche arriverà la prossima settimana e le distribuiremo. Poi mi raccomando, indossiamole, perché è, come vi dicevo, una questione di rispetto. Per il resto io vi auguro una buona domenica, noi sempre al massimo dell'attenzione. Da domani auguro buon lavoro a quelli che inizieranno a lavorare nelle manifatture, nelle costruzioni, nei commerci all'ingrosso. Manterremo alta l'attenzione, io ho scritto anche a tutti i medici di famiglia del territorio, intanto per ringraziarli enormemente del grande lavoro che hanno fatto e poi giustamente perché dobbiamo continuare a monitorare con attenzione in questa fase di riavvio di alcune attività, altre inizieranno il 18 e altre il 1 giugno, però se le cose andranno bene probabilmente qualcosa potrà cambiare anche in meglio, dipende anche qui da tutti noi, facciamo un grande lavoro di squadra e alla fine vince sempre la squadra. Buona domenica a tutti.